Buongiorno a tutti cari amici, oggi voglio parlare in occasione della recente uscita del bellissimo corso sulla Ninja Indiana, attualmente ancora in saldo nell'Accademia Mattoscacco. Oggi voglio parlarvi di questa difesa, voglio parlare che cos'è, come si può includere nel proprio repertorio, i suoi pregi, i suoi difetti, ma difetti ne ha pochi in realtà, e le varianti principali che può giocare il bianco e quali sono poi tutte le altre cose che bisogna coprire per avere un repertorio completo contro D4 se si vuole includere la Ninja Indiana nel repertorio. Allora, la Ninja Indiana è l'apertura che si origina dopo D4, cavallo F6, C4 e 6, cavallo C3, alfiere B4. Questa è l'origine della Ninja Indiana. È la risposta contro, diciamo, l'ordine più forte del bianco, contro D4, cavallo F6 che evita che il bianco giochi E4, no? Cavallo F3, altre mosse non sono le mosse principali, C4 è la mossa da sempre più forte. Ora qua il nero gioca E6 e qua la mossa più potente, cavallo C3 che vuole giocare E4. E nero ha due scelte, o giocare D5 trasponendo nel gambetto di donna rifiutato, oppure giocare appunto la Ninja Indiana. Perché la Ninja Indiana? Allora, il punto è che molti non giocano D5 perché il bianco ha una struttura molto interessante che è la cosiddetta struttura Karsblad, ovvero il bianco prende in D5 e dopo per D5 il bianco gioca alfiere G5 e dopo per esempio mosse come C6, E3. Ora l'alfiere non può svilupparsi nella sua casella ideale F5 perché con donna F3 il bianco forzerà questa doppiatura che è inferiore per il nero. Il nero gioca per esempio alfiere 7, ora alfiere D3 e si entra in una posizione dove il bianco, secondo la teoria, è una posizione un po' più comoda perché il bianco può giocare dopo arrocco, il bianco anziché cavallo F3 il bianco potrà giocare piani con cavallo E2 arrocco, per esempio. Adesso il nero si sviluppa, arrocco, il bianco avrà in realtà il bianco ha 4 o 5 piani, ma i piani principali del bianco in queste posizioni sono mettere la donna in C2, poi o giocare l'attacco di minoranza per creare una debolezza in C6, oppure utilizzare il cavallo in E2 per giocare F3 e 4 ed espandersi al centro e schiacciare letteralmente il nero. Questo è uno dei principali difetti del gambetto di donna rifiutato, la struttura Karsblad, ed è per questo che contro cavallo C3 si gioca la Ninja Indiana. Contro la Ninja Indiana si evita, grazie all'inchiodatura del cavallo, si evita E4 perché il pedone sarebbe in presa. Il nero vuole continuare con arrocco e in un futuro vorrà giocare C5 o D5 dipendendo dai casi. Le mosse principali del bianco qua sono E3 o donna C2. Ci sono altre mosse da sapere nella Ninja Indiana, queste mosse sono E3 è la variante Rubinstein, donna C2 penso che sia la variante Capablanca, parleremo di queste varianti. C'è anche A3 che si chiama la variante Samish ed esiste anche F3. Contro A3 il punto è che il nero ora prende in C3 e dopo alfiere per C3, B per C3, il nero ha dato la coppia degli alfieri per rovinare la struttura dei pedoni del bianco. E diciamo che la struttura è molto già squilibrata, la posizione è squilibrata e questo è ciò che nero cerca per sbilanciare e giocare per vincere già da nero. E qua ci sono tanti piani per il nero e per esempio recentemente nel torneo internazionale di Siviglia l'anno scorso avevo vinto una partita con un piano di mettere il cavallo in C6, l'alfiere in A6 e fare pressione su questo pedone. Questo è un piano tipico, è un piano fortissimo, fissare il pedone. Ho giocato anche cavallo C6, vedremo in una partita che commenterò quando ero piccolo in un campionato europeo, un piano proprio per attaccare subito questo pedone. Diciamo che A3 ci provoca proprio a rovinargli la struttura e oggigiorno non è considerato un problema. Esiste F3 anche, una variante iperaggressiva, ma F3 indebolisce molto. Contro F3 ci sono vari modi di giocare, non voglio spoilerare ciò che dice il corso nell'Accademia Mattoscacco. Ci sono tante varianti che vanno bene, il bello della Ninja Indiana è che si può giocare in moltissimi modi. A me personalmente qua piace giocare C5, D5 e D6 con l'idea di giocare a Rocco e B5. Diciamo che questa è una sorta
è una sorta di struttura Benoni ma molto migliorata, perché l'alfiere in B4 è forte, il pedone in F3 indebolisce molto, il nero ha un gioco molto attivo, ma ci sono altre varianti, è possibile giocare addirittura cavallo C6, è possibile giocare anche D5, è possibile anche giocare D5, è possibile anche giocare C5, è possibile anche arroccare, ci sono tantissime varianti qui. Quindi F3 è una variante che a me non preoccupa, a me piace C5, ma è una questione di gusti. Mosse come cavallo F3 non sono considerate pericolose, molto probabilmente trasporranno in E3. Alfiere G5 non è nemmeno pericolosa perché il nero può giocare C5, il bianco dovrebbe giocare qualcosa come D5, in queste strutture diciamo che il nero potrà chiudere il gioco, giocare addirittura con H6, G5, si potrà mettere il cavallo in D7, la donna in A5, il cavallo in C3 avrà poco appoggio. In queste strutture il nero sta bene, in generale alfiere G5 non è una variante critica. Parliamo che ci sono varianti anche come G3, ma traspongono in alcune catalane strane dopo D5, dove il cavallo in C3 non è granché. Parliamo delle varianti principali ora della Ninzo indiana. Donna C2 è una delle varianti principali, la variante Capablanca. Qua si può giocare in molti modi, non voglio spoilerare cosa dice il corso, ma per esempio Donna C2 non ha una mossa di sviluppo, vuole prendere la coppia, Donna C2 vuole tutto, vuole prendere la coppia degli alfieri senza rovinarsi la struttura. Il nero ha tanti modi di giocare, il nero può giocare subito C5, per aprire il gioco, il bianco può prendere, il nero giocherà così, poi giocherà, arroccherà, poi giocherà D5, si svilupperà velocemente nell'ala di donna, esiste anche arrocco, e se il bianco si espande nel centro è possibile giocare D5, rompendo tutto il centro perché il bianco è indietro di sviluppo. Su A3 è possibile prendere in C3 e poi giocare in vari modi, in stile bogo indiana, giocare con il fianchetto, no? E poi magari creare poco a poco anche degli attacchi interessanti nell'ala di re in stile olandesi. È molto molto interessante perché il bianco ha coppia degli alfieri, un vantaggio un po' quindi strutturale, ma il nero ha più sviluppo e può espandersi anche nell'ala di re e può prendere il controllo delle case chiare. Donna C2 non fa... e poi esiste anche D5, che secondo me è un'ottima variante, a me piace molto D5, dove il bianco può giocare una struttura Karlsbad, ma la donna in C2 stavolta non aiuta lo sviluppo, il nero potrà giocare con C5 per minare subito il centro del bianco. Il nero ha tantissimi schemi, insomma, contro questo sistema. C'è infine E3. E3 è la variante principale, la Rubinstein. Il nero allora, una delle cose migliori della Ninzo indiana è che si può giocare in tantissimi modi. Allora, diciamo che qua esiste anche B6 per esempio, è molto interessante, ci sono idee moderne con B6 e cavallo E4 anche, interessantissima, e ci sono anche idee con C5 per il nero, D5 oppure Arrocco, che è la principale. Dopo Arrocco il bianco ha numerose idee, per esempio il bianco può giocare con cavallo F3, alfiere D2, poi alfiere D3 Arrocco, il bianco può giocare A3, su A3 come sempre prendiamo, poi possiamo giocare D6 e 5. Se il bianco gioca alfiere D3, il nero può reagire con C5 o con D5, in queste posizioni il nero sta bene perché questo alfiere in C1 è chiuso. Se il bianco gioca C per D5, questa sarebbe una struttura Karlsbad ma con l'alfiere del bianco dentro che non è sviluppato in G5, il nero avrebbe un grande controgioco, diciamo che il nero può svilupparsi in questo modo, può tornare con l'alfiere in D6, se il bianco un giorno giocherà F3 il nero romperà con C5, l'alfiere è estremamente passivo qui, il nero non ha problemi. Se qua il bianco giocasse per esempio cavallo E2 o cavallo F3, il nero reagisce con C5 con un ottimo controgioco al centro, anche di per C4 e C5 è possibile. Tutto questo è spiegato molto bene nel corso e anche grazie a Christian che mi ha dato accesso ho potuto vedere, molto, molto interessante. In quanto diciamo che in quanto ad A3, che è uno dei sistemi più forti, ci induce a prendere in C3, prendere in C4, giocare C5 e qua abbiamo dato la coppia degli alfieri, ancora una volta attacchiamo il suo centro, abbiamo tanti piani, possiamo giocare in questo modo, fare pressione sul suo centro, la posizione è molto chiusa anche se il bianco ha la coppia degli alfieri, il nero fa molto controgioco. In realtà dopo A3 si può giocare anche in altri modi, prendere, si può ritirare l'alfiere anche in D6 e 7 o si può prendere e noi giocare questa struttura
alfiere B7, provare a giocare sulle case chiare. La struttura è molto squilibrata e nel corso tutto questo viene spiegato molto bene, come ho potuto vedere, e farò vedere poi anche delle mie partite modello con anche alcune alternative per il nero. Ok, no, non nel corso, lo farò vedere in altri video su questo canale per avere qualche idea in più. Questa è un po' una sintesi della Ninzo Indiana, un'ottima difesa, migliore del gambetto di donna rifiutato, solidissima, ma che permette di giocare per vincere. Il costo dell'errore è basso, difficile perdere in apertura e nero può giocare in molti modi diversi. Vediamo come si può combinare nel repertorio la Ninzo Indiana, che è un'altra apertura. La Ninzo Indiana solo copre la posizione dopo cavallo C3 con alfiere B4, non copre cavallo F3. Visto che cavallo F3 non minaccia E4, il nero può giocare in vari modi. Il nero può giocare o l'Ovest Indiana, interessante, forse un po' troppo solida per i miei gusti, o anche D5. D5 giocando un gambetto di donna rifiutato, dove la struttura Karlsblad perde forza. La struttura Karlsblad, una delle mosse, una delle aperture più forti, cioè una delle varianti più forti con il cavallo in C3, qua non è molto grave, perché innanzitutto qua il bianco, cioè, non avrà più i piani. Per esempio, diciamo che il bianco fa uscire l'alfiere, ecco, diciamo che qua il bianco non avrà più piani di giocare con il cavallo in E2, no? E giocare con F3 e 4. In più in queste posizioni il nero ha una idea aggiuntiva, che è mettere l'alfiere in F5, perché possiamo ricordarci che con il cavallo in G1 il pedone in E3, il bianco ha un donna F3, no? Che ci obbligava a spostare l'alfiere e ci doppiava i pedoni. Qua invece il nero è liberissimo di svilupparsi, ha una posizione eccellente, il bianco ha meno piani, ha solo l'attacco di minoranza, il nero potrà anche espandersi nell'ala di re, e questa Karlsblad è totalmente inoffensiva. Il bianco può giocare cavallo C3, ecco, e qua adesso il nero deve scegliere una delle 1000 difese a disposizione che ha. Magari, ecco, magari qua, adesso sinceramente non mi ricordo se nell'Accademia Matto Scacco c'è qualche corso vecchio. Qui nero può scegliere, ha tantissime aperture buone, ma tantissime davvero. Per esempio, ve ne dico qualcuna. Gambetto di donna QGD, Queen's Gambit Declined, classico, alfiere 7 per impostare una difesa ortodossa. Le idee generali sono queste: bis alfiere B7 schema Tartakover, o giocare a Rocco e C5, il nero ottiene la parità facile. Altre idee: C5 per giocare dopo C per D5, cavallo per D5, la cosiddetta semi-Tarrasch. C6 per giocare la semislava, a volte il Merano, eccetera. Alfiere B4, il Ragozin, un'apertura interessantissima e con tanta teoria. A6, apertura minore, il Janowski. H6, con l'idea di impedire alfiere G5, provocare alfiere F4 per giocare alfiere D6, una linea che ultimamente va molto di moda. Cavallo D7, un'altra linea molto interessante per decidere cosa fare, se prendere in C4, se trasporre nel gambetto di donna rifiutato. Infine anche di per C4, molto interessante la viennese. Ci sono tante viennesi a scacchi, questa è la viennese, la partita di Vienna del gambetto di donna rifiutato. Il nero contro cavallo F3, quindi può giocare B6, oppure può giocare D5 contro cavallo C3, può scegliere uno qualsiasi di questi sistemi, di queste aperture. Per coloro che vogliono giocare la Ninzo Indiana sarebbe molto interessante anche avere un repertorio contro la catalana. La catalana è G3, questa è una delle altre grandi aperture. Ci sono molti schemi possibili, si può prendere in C4 e provare a tenere il pedone, si può giocare alfiere 7. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Matto Scacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. E l'idea è giocare dopo alfiere 7, alfiere G2, arrocco, e poi si può prendere in C4, ma un altro schema è giocare C6. Ecco, diciamo che voglio suggerire un ordine un po' sofisticato qua, che è giocare alfiere B4, perché il cavallo in C3 non è granché. Il cavallo in D2 si inchioda, si può prendere in C4, e su alfiere D2 voglio tornare in E7. Il punto è che se non provoco alfiere D2, gioco alfiere E7,
e qua voglio giocare con C6, il bianco avrà delle idee di giocare a volte con cavallo di 2 ed E4. Io voglio provocare l'alfiere in D2 e poi voglio qua giocare C6, così su C per D5, C per D, e qua stiamo molto bene, il bianco non riesce ad aprire la diagonale a questo alfiere, il bianco vorrà allungare la diagonale dell'alfiere, ma deve stare vuole spingere in E4, ma deve stare attento, su cavallo C3 prendiamo il pedone, dovrà preparare E4 in modo lento, ma anche il nero nel frattempo potrà giocare B6, alfiere B7, cavallo D6 e riuscire a rompere con C5 prima che il bianco giochi E4 con ottimo gioco. Questo ovviamente occorre uno studio molto approfondito, ma questo è uno schema molto buono contro la catalana. Ci sono altri 1000 schemi ottimi. Ci sono schemi anche molto aggressivi: prendere il pedone, difendere il pedone, giocare a 6 B5, giocare alfiere B4 ora, giocare C5, ci sono tantissimi schemi, cavallo D7, sono tantissimi schemi che sono di moda contro la catalana. Che altro bisogna sapere per giocare la Ninzo Indiana? Bisogna conoscere alcune aperture minori, bisogna conoscere il cosiddetto attacco torre, bisogna conoscere il sistema di Londra. Penso che su Matto Scacco ci sia un corso interessante, ma per esempio non so, un sistema facile, giocare E6, D5, alfiere D6, arrocco, C5, donna C7, poi giocare cavallo D7, B6, alfiere B7. Questo è uno schema interessante, non so, C5 e poi non so, C3, alfiere D6, alfiere G3, arrocco, cavallo D2, donna C7. Questo è uno schema carino. Mettere il cavallo in B7, l'alfiere in B7 o addirittura giocare velocemente per cavallo D7 e D5, in generale va a stare bene qua. Questo è uno schema. Bisognerebbe sapere il colle, ma il colle è un po' una schifezza. Prendiamo noi più centro, possiamo anche giocare in questo modo, abbiamo un gioco facile in tanti modi contro il colle. Quindi sistema di Londra, penso ci siano anche dei corsi su Matto Scacco su questa cosa. Abbiamo visto in poche parole, sì, alcune idee, alcuni ordini, sistemi più diffusi. Abbiamo visto che dobbiamo avere in generale un buon repertorio contro la catalana e dovremmo avere anche un repertorio contro cavallo F3, cavallo C3 e la 2 cavalli. Qua abbiamo detto Semislava, Semitarrash, Ragozin, Queen's Gambit Declined, l'ortodossa, la Janowski, che altro, H6, cavallo D7 e la viennese. Sicuramente qualcuna di queste aperture, e tutte queste aperture si possono giocare in vari modi, quindi spero che questo video sia più chiaro per coloro che hanno pensato di comprare il corso sulla Ninzo Indiana, capire pregi e difetti, di che altro sono pregi, come si può combinare per avere un repertorio completo contro D4. Presto commenterò qualche mia partita sulla Ninzo Indiana. Alla prossima!